Il sindaco di Realmonte ha vietato l'accesso e la fruizione della zona ovest della Scala dei Turchi per motivi di sicurezza dopo la caduta di un gran numero di sassi collassati sui gradoni naturali della maestosa scogliera. Mare amico plaude ma incalza. Il sindaco di Realmonte ha accolto finalmente il nostro suggerimento di inibire l'accesso dei turisti e la fruizione dal lato ovest della Scala dei Turchi per motivi di sicurezza dopo il crollo che è avvenuto negli scorsi giorni. Resta però il problema della mancata custodia della guardiania e ci chiediamo chi provvederà a far rispettare questa ordinanza. Solo alcuni mesi fa la Scala dei Turchi era stata riaperta alla fruizione dopo il crollo del lato est, ripristinato con un'opera di sgaggio finanziata dalla regione. Sono nate delle polemiche in merito a questi crolli di massi alla Scala dei Turchi e io per spiegare quello che è accaduto voglio fare un esempio. Noi abbiamo ad est Punta Bianca e ad ovest la Scala dei Turchi, che sono due bellezze molto simili anche dal punto di vista del materiale, sono ambedue di marna. Perché alla Scala dei Turchi ogni anno avvengono questi crolli, ma mai come questa volta, e invece alla Punta Bianca la marna è sempre intatta? Semplicemente perché Punta Bianca non ci sono le strade, non sono state deviate le acque che da millenni scorrono sempre allo stesso modo ed è un posto frequentato da centinaia di persone. Al contrario, la Scala dei Turchi è visitata da almeno 500.000 persone l'anno, hanno cementificato tutto a monte e quindi è stata deviata il corso delle acque meteoriche ed infine vi è una strada a monte che ogni giorno sopporta centinaia di autobus e camion che provocano vibrazione. Il complesso di questi fenomeni, che io chiamo cementificazione in generale e malgestione del sito, provoca questi danni. Ormai da anni l'associazione documenta lo stato di abbandono di questo luogo candidato a patrimonio dell'UNESCO.